Eccoci, ben ritrovati. Allora, ci siamo spostati di un centinaio di metri, ma in realtà siamo ancora tutti assieme per fare che cosa? Quella cosa che amiamo tanto, perché ci piace comunicare il vino, ma alla fine ci piace anche assaggiarlo. Quindi i 7 vini premiati saranno proposti e saranno degustati assieme. Il valore aggiunto, oltre alla cornice splendida che abbiamo, è chiaramente la presenza del produttore, quindi sarà importante, ecco, anche sentire la storia e comunque un saluto direttamente dal produttore che è qui con noi. Cedo subito il microfono a Giovanni per dare inizio ai ragazzi. Eccoci di nuovo. Adesso avremo modo di assaggiare i 7 vini premiati. I 7 vini verranno prima raccontati da un piccolo racconto da parte dei produttori presenti. Vi chiamerò uno alla volta e ti chiederò di avvicinarvi alla scritta di Venezia, dove troverete un microfono per poter parlare appunto con la platea. E finito questo nostro piccolo intervento, i vari referenti provinciali della Guida Venezia andranno a degustare, a raccontare quelle che sono le sensazioni, le percezioni di questo vino, per quali motivi abbiamo dato le eccellenze e le abbiamo premiate come migliori vini del Veneto. Bene, io inizierei, quindi chiamerei il signor Risolla alla console, in questo caso, ad affrontare l'azienda, dopodiché a degustarlo avremo il miglior sommelier del Veneto, Christian Maitan, e anche il vincitore del Master del Prosecco, quindi ambasciatore del Prosecco. Grazie, ringrazio tutti distintamente e sviluppo solo 30 secondi in più per fare una piccola premessa, perché sono personalmente molto felice di essere qua, non solo di intervistabilità, perché un quarto di secolo fa e più io ho collaborato con l'AIS lungamente e ho avuto il piacere e l'onore di fare il redattore al primo corso per la lezione sui vini speciali. E ho visto crescere il pubblico davanti a me da 20, 18, 20, 22 persone nei primi anni fino a 120 persone negli ultimi anni che ho fatto questa lezione. Per cui ho visto questa crescita meravigliosa e veloce in quegli anni. Parliamo di un po' di tempo fa. Adesso ormai è un altro mondo, più organizzato, più strutturato, più affermato, abbiamo sentito le cose meravigliose che state facendo anche qui sulla vita, sulla parte del Veneto, ma non mi dilungo oltre, voglio solo dire che sono molto felice di essere qua, anche per questo motivo. Grazie. Detto questo, dico 2 parole solo su Ruggeri e su Cartizze. Siamo molto felici di questo premio perché il Cartizze è sempre stato molto importante per la cantina Ruggeri. Cercherò di essere veloce naturalmente. La cantina Ruggeri è stata fondata da mio padre con un cugino Ruggeri nel 1950, poi abbiamo acquisito la metà dall'ex socio. Siamo sempre stati molto coinvolti in questo territorio di 106 ettari, in mano a circa 150 proprietari. Noi abbiamo 2 micro vigneti, abbiamo 2 vigneti grandi come un fazzoletto di terra, ma abbiamo 25 fornitori. La Ruggeri pigia oltre il 12% di tutto il Cartizze ed è di gran lunga la cantina maggiormente coinvolta in questo piccolo settore. Per cui ce l'abbiamo sempre avuto nel cuore e siamo fortemente a contatto con questo territorio e con i produttori di Cartizze. Anche il Cartizze evolve, adesso siamo qui con il nostro dry, che è la storia. Negli anni 50 questi vini si facevano tranquillamente su 45-50 grammi di zucchero risico, quello era quello che si usava, quello che la gente beveva a quel tempo per quel tipo di vino. E poi, come tutti, forse è la storia dello spumante, dallo champagne poi negli anni col tempo i zuccherini vanno calando, ma la Ruggeri ha continuato fino a molti anni fa a essere su 30 grammi, adesso siamo su 22-23 come un po' tutti quanti, e siamo felici per questa cosa, per questo premio che va a premiare il Cartizze Dry tradizionale che rappresenta la nostra storia, ma anche noi, come già molti prima di noi hanno fatto, anche noi siamo aperti a una tipologia brutta che risponde a esigenze più nuove, più moderne. Basta, mi fermo qua, grazie mille.